Contro le guerre, contro tutte le guerre, contro tutte le economie di guerra che stanno affamando le famiglie. Stanno buttando soldi sul riarmo, mentre le famiglie fanno fatica a arrivare alla fine del mese. Queste le motivazioni al centro dello sciopero generale dei trasporti proclamato dal sindacato di base che ha coinvolto anche Venezia e la sua area metropolitana. Le organizzazioni sindacali si sono ritrovate in presidio a Mestre, in piazza Barche, per dire basta alla guerra e basta ai tagli. Non si può tagliare sul sociale per finanziare qualsiasi altra cosa come il bosco dello sport, che potrebbe essere, in altri momenti potrebbe essere anche una cosa ben vista e ben fatta, però oggi come oggi la priorità è le famiglie che non arrivano alla fine del mese. La mobilitazione della durata di 24 ore ha creato forti disagi alla circolazione di autobus, vaporetti e motoscafi, con interruzioni anche nei collegamenti acquei. Si tratta del secondo sciopero in pochi giorni. Il 18 maggio un'altra mobilitazione aveva già provocato pesanti difficoltà negli spostamenti in laguna. I sindacati criticano i salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smaltellato e miliardi di soldi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. E se non fermiamo questa corsa alla guerra che oggi sta devastando la Palestina, sta devastando l'Ucraina, sta devastando il Sudan, sta devastando il Libano, l'Iran e così via, se non fermiamo questa corsa alla guerra, l'esportazione della guerra finirà con portarci la guerra anche in casa, e la guerra in casa è questa fondamentalmente: taglio delle necessità sociali, delle spese sociali e incremento delle spese per la guerra. Noi vogliamo fermare tutto questo.